C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Nell'appuntamento di oggi vogliamo raccontarvi il villaggio Badia. La Badia, insieme alla Mandolossa, è il quartiere che segna a ovest il confine della città. Deve il suo nome all'abbazia dei Santi Gervasio e Protasio, fondata dai monaci vallombrosani nel 1107 a ridosso del Monte Cleve, ora collina di Sant'Anna. Su quei terreni bonificati e coltivati, nel 1956, grazie a padre Marcolini, è nato il villaggio Badia, che da allora si è ampliato, raggiungendo i 3.945 abitanti. Il quartiere Badia forma un'unica unità pastorale insieme al Violino. L'antica chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova il 13 giugno del 1660, posta su una suggestiva altura, è la porta d'ingresso dell'ampio parco delle colline, molto apprezzato e frequentato dai bresciani. Bene, ora attenzione a questo proverbio. È vero che de ric genetaz ma de siori poc? Sempre qui a Santa Maria Novella, Firenze, con... Come te... Berta. Berta, tu che fai? Che lavoro fai? Che cosa fai nella vita? Io sono professora Professora! E di cosa? di inglese. Ah beh, allora, do you speak English? Il bit. Dalla Spagna, da che zona della Spagna, Berta? Zamora. Vacanza qui, holiday? Sì, de vacaciones. Allora, vai, leggi qua. De rigne. De Ric. De ricche. De ric che ne tanze de sioripo. Vero. Tu che parli tutte le lingue, questa l'hai capita, il dialetto bresciano. Ne tanze de sioripo. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué es esto. Non tieni un'idea, questo è difficile. Ricchi e poveri, non... Ricche, el rico no tiene del signor pobre. Sì, no, ricchi e poveri, Maria, No, ay Dios mío, no sé lo que me estás diciendo, hijo. In compagnia di Davide e della bimbetta Sara. Sara, c'hai degli occhialetti che sono la fine del mondo, sono fashion. C'è un gatto qua. Gattino. Un gatto, sì. Quanti anni ha la creatura? 3 anni. 3 anni, bene, brava che sta in braccio a papà. Oh, adesso lo interroghiamo papà Sara, vediamo quello che sa dire. E questa è difficile, caro Davide, qui bisogna applicarsi. Allora, de Ric ne de tac ne sior poc. L'ho pronunciata malissimo. Beh, no, non è fiorentino, l'avete capito, non è neppure... è piemontese, quindi ci sta che tu non conosca, faccia fatica. Perché, quindi, c'è qualche parola che hai capito? Di ricchi ve ne sono tanti e di signori pochi. Sì, bravo, questo è giusto. Che differenza c'è, secondo te, caro Davide, tra il ricco e il signore? Allora, il signore comunque ha un modo di comportarsi, ha l'educazione, c'è un modo di porsi comunque anche nella società in un modo particolare, signorile, ecco, dalla parola. Signore. Magari tante volte soltanto arricchito, un po'. Magari arricchito e... ostenta. Sì, tante volte magari è presuntuoso, è poco simpatico, poi ti dico, giudizio mio, non è che non voglio... Vabbè, parli con un riccone, stai scherzando. Sara, papà è ricco? Non si sbilancia, bene così. Beh, l'hai già spiegato tu, effettivamente così il vero signore chi ha classe sa gestire il suo patrimonio e chi non ostenta in modo un po' sbruffone le sue ricchezze. Grazie a tutti da Santa Maria Novella, alla prossima, ciao!